La qualità del lavoro nella nostra regione pone il Friuli Venezia Giulia al sesto posto a livello nazionale, piazzandosi prima dell'Emilia-Romagna e della Liguria. L'elaborazione della CGA di Mestre ha preso in considerazione 8 indicatori: la paga bassa dei dipendenti, la sovraistruzione degli occupati, gli occupati con lavoro a termine da almeno 5 anni, i tassi di infortuni mortali e l'inabilità permanente, gli occupati non regolari, la soddisfazione per il lavoro svolto, la percezione di sicurezza dell'occupazione e il part-time involontario. Solo in 2 casi l'esito riferito al Friuli Venezia Giulia non risulta soddisfacente. La regione si colloca al 14° posto per quanto concerne il numero di occupati sovraistruiti, al 10° per la soddisfazione del lavoro svolto. La CGA fa notare come a fronte di risultati positivi permangano ancora alcune criticità. La principale resta il basso tasso di occupazione, in particolare quella femminile, cui si aggiungono i livelli retributivi mediamente più bassi rispetto alle principali regioni dell'Unione Europea. L'indagine ha fatto il punto anche sull'andamento degli occupati. Rispetto al 2019, anno prepandemico, al 2023 si è riscontrato un aumento del 2,3%, ovvero 12.000 persone in più. Va detto comunque che durante lo scorso anno si evince una contrazione di 1.000 addetti. In tutto, la platea complessiva degli occupati in Friuli Venezia Giulia resta pari a 520.000 unità. Gli aumenti riguardano in particolare Trieste e Udine, che registrano una crescita complessiva del 3,5%, 7.700 in più a Udine, 3.400 in più a Trieste. Fra l'altro, Trieste, nel corso del 2023, ha visto aumentare il numero degli occupati dell'1,5%, più 1.500 unità. Pordenone, invece, negli ultimi 4 anni ha registrato una percentuale negativa dello 0,3%.